Pioggia. Schianto martedì sera alle 22:45 sulla Romea. Un 52enne alla guida della sua auto ha perso il controllo tamponando la parte posteriore del rimorchio di un tir condotto da un 32enne e invadendo la corsia opposta, finendo fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare con le cesoie l'abitacolo dell'auto per estrarre in sicurezza il ferito, incastrato tra le lamiere. È stato soccorso dal personale del SUEM, trasportato all'ospedale di Sottomarina e poi a Mestre, dove è ricoverato in prognosi riservata. San Donà. Un ladro solitario è entrato in uno studio dentistico col piede di porco, provocando molti danni e portando via un bottino ingente. Nonostante abbia anche usato maniere pesanti contro la telecamera, dalle immagini si vede un malvivente con il volto travisato da un passamontagna. Si è impossessato di attrezzatura dentistica per 7.000 euro, oltre che del fondo cassa, scardinando tutte le porte. Ma la sua attenzione si è concentrata anche sulla sede vicina di una scuola di musica e di un piccolo luogo di culto. Venezia. Uno studente francese in gita scolastica stava giocando in campo San Biagio, zona Castello, quando la palla è finita in acqua e il ragazzino si è calato per provare a prenderla, ma è scivolato giù. È stato soccorso da un marinaio che passava in motoscafo e che ha gestito perfettamente la situazione. Il giovane è stato tradito dalla riva sdrucciolevole, probabilmente ha messo il piede sopra il muschio, ma non avendo dimestichezza con Venezia ha perso l'equilibrio.